qui in compagnia di uno degli artisti che si esibirà questa sera, un artista completo, Antonio Ciccone. Buonasera. Buonasera, grazie a voi per l'ennesima ospitalità qui all'Amore Conta. Che cosa ne pensa di questa manifestazione? C'è un motivo in particolare o meno per cui lei viene qua ad ogni edizione? Allora, questa è la quarta edizione che faccio qui da Davide e la faccio veramente con il cuore aperto, perché so quello che ha vissuto Davide con la morte del fratello Vincenzo, quindi è impossibile non essere presenti qui all'Amore Conta. Poi in più mi comporta da papà che io ho un figlio di 15 anni che è un trapiantato di fegato, quindi so cosa vuol dire la donazione, so cosa vuol dire amare il prossimo e donare principalmente, che a me questa parola, diciamo, mi riempie il cuore, perché è una parola che magari uno non la usa spesso, però quello che posso dire è che è una parola grandissima, perché donare oggi sia organi, sia economicamente e sia un sorriso a chi magari ha subito una perdita è una cosa che non ha limiti, non ci sono descrizioni, e quindi io stasera sono ancora qui alla quarta edizione con un cuore enorme per Davide e principalmente per Vincenzo che ci guarda dall'alto. Stay Tonight, come solito dire, vi auguro in bocca al lupo per questa serata, grazie ancora per essere venuto, un saluto agli amici di Street News. Grazie a voi e un saluto grosso agli amici di Street News, vi voglio bene e mi raccomando, state sempre senza pensiero.